Cittadini esasperati proclamano nuova manifestazione di protesta. Si terrà il 2 agosto mentre a Licata arriva la nave cisterna militare Ticino. E Asso Utenti dice: le bollette di Girgenti, acque che stanno arrivando, sono in prescrizione, non vanno pagate. Zicari e Spataro, 600.000 euro alle associazioni del territorio tramite bando. Quando verrà pubblicato? La protesta dei lavoratori ASU dei beni culturali chiedono la stabilizzazione. Erosione costiera, allarme di Mare Amico, la pista ciclabile del Viale delle Dune è di nuovo a rischio. Clima impazzito, decreta la vendemmia più precoce di sempre. Tutto pronto per l'estate che vedrà spettacoli ed eventi al Teatro Costa Bianca e nella centrale piazza di Realmonte. Un nuovo mammografo a Licata permetterà di eseguire screening senza prenotazioni. Un saluto dalla nostra redazione, apriamo un'ampia pagina con il problema di sempre che adesso si è acuito in maniera tale da esasperare i cittadini che per la mancanza d'acqua e i turni di erogazione che sono oramai inesistenti torneranno in piazza il 2 di agosto. Dicono troppe parole e nessun fazzo. Sentiamo. Don Mario, ieri sera un'assemblea di tanti cittadini a Fontanelle perché avete deciso di fare una manifestazione per l'acqua il prossimo 2 agosto, venerdì. Sì, l'ennesima manifestazione e ci auguriamo che ai 2000 della prima manifestazione si possano aggiungere il resto dei cittadini che vivono il disagio e magari gli altri per solidarietà a quelli che in questi giorni hanno turni che non sono normali, 20 giorni, 26 giorni. Personalmente sono ad oggi al 38esimo giorno senza acqua e siccome questa non è una situazione da società civile né da capitale della cultura, mi auguro che davvero si possa capire che senza acqua non si può vivere. E l'appello non è soltanto a coloro che hanno dei disagi e rimangono dietro le quinte, l'appello è perché ogni cittadino manifesti il proprio diritto ad avere l'acqua, perché qui è andata a finire che chi ha il diritto e lo grida perché non è tutelato viene eventualmente minacciato perché sta gridando un diritto non tutelato e non è una cosa possibile. C'è stata una sensibilizzazione da parte di tanti cittadini, ma anche tante manifestazioni che voi avete fatto. Ricordiamo la protesta del 2 giugno, siete andati al comune, una delegazione è andata durante il consiglio comunale, insomma, però i risultati sono pochi. I risultati non sono, diciamo, sufficienti ad affrontare la crisi che continua a caratterizzare la vita di tantissime famiglie della città. Ieri al Quadrivio hanno dato l'acqua solo per un'ora e poi l'hanno ridata per un'altra ora a distanza di 2 ore, ma non è arrivata a riempire nemmeno le cisterne o i recipienti di tante famiglie. Qui l'ordinario è che ci siano dei turni equanimi per tutti i quartieri della città e con una durata sufficiente perché assicuri almeno riempire le cisterne. Alfonso, parliamo di questa manifestazione, ieri sera c'è stata un'ampia partecipazione, ecco, come si svolgerà da un punto di vista pratico l'evento? La manifestazione consisterà in un corteo che partirà il 2 agosto da Piazza Cavour e poi si dirigerà qui davanti alla prefettura dove verrà letto un documento che successivamente sarà consegnato al prefetto. E mi preme dire che questa manifestazione è stata fortemente voluta da tantissimi cittadini che da settimane ci chiedono insistentemente di organizzare altre mobilitazioni perché ormai la situazione è al collasso. Insomma, tutti parlano di milioni di euro, anche Salvini ieri alla Camera,
la regione, però all'atto pratico purtroppo Ancora non c'è stato nessun miglioramento, cioè a noi ci avevano promesso che sarebbero iniziati i lavori al dissalatore di Porto Empedocle, ma ancora non è stato fatto nulla. Stessa cosa per i pozzi, ci avevano annunciato che entro qualche settimana sarebbero stati collegati diversi pozzi alla rete idrica, ma già sono passati quasi 2 mesi dall'ultima manifestazione e non è migliorato nulla. Poi per quanto riguarda la rete idrica, anche se i lavori richiederanno degli anni, bisogna iniziare. E ancora parlano di fondi, snocciolano delle cifre, ma concretamente non è stata fatta nemmeno la gara d'appalto. Si ha l'impressione che si aspetti che il tempo rinfreschi, magari piove e così tutto si annacqua, il problema diciamo non viene naturalmente risolto. Lei ha questa impressione? Assolutamente sì, in pratica non è un'impressione, per me è una certezza, cioè sentire sempre gli stessi discorsi di parolai che vengono a raccontarci che ci sono finanziamenti da una parte e dall'altra. Addirittura ho sentito anche il presidente dell'AICA dichiarare su Rai 3 in un servizio che entro il 10 di agosto, quindi fra poco, ci saranno 100 litri al secondo in più che serviranno a mitigare sì, il pozzo di Sciacca, che verrà a mitigare la situazione precaria, e addirittura che ha in mano 38 milioni di euro di finanziamento della regione. Questo io sinceramente non l'avevo sentito, e che a ottobre, se non ricordo male, ha detto che partiranno i primi cantieri. E da qui a ottobre che facciamo? Continuiamo a sentire che l'autobotte viene mandata a Giardina Gallotte e vedere le persone in fila con la carriola a prendersi l'acqua è veramente deprimente. Da qui a ottobre aspettiamo che piova. Aspettiamo, faremo la danza della pioggia. E intanto 1200 metri cubi di acqua in arrivo per Gela e l'Agrigentino. Alle 15 la nave cisterna Ticino della Marina Militare arriva a Licata. Arriva da Augusta a Licata, l'approdo è previsto per le ore 15, la nave cisterna Ticino della Marina Militare Italiana porterà circa 1200 metri cubi di acqua finalizzati a dare un piccolo aiuto ai cittadini di Gela e dell'Agrigentino. La soluzione è stata individuata con il supporto della Protezione Civile Nazionale dal coordinatore della cabina di regia per l'emergenza idrica e capo della Protezione Civile Siciliana Salvo Cocina. I dettagli dell'operazione sono stati definiti nel corso di un incontro che si è tenuto nella base navale di Augusta tra Protezione Civile Regionale, ATI di Agrigento, Ufficio Circondariale Marittimo di Licata, Capitaneria di Pozzallo. L'acqua trasportata dalla nave verrà immessa nella rete idrica in circa 25-30 ore per rifornire il gelese e l'Agrigentino, permettendo così di liberare risorse che verranno dirottate verso i centri della zona più colpiti dall'emergenza siccità. I costi dell'operazione sono a carico della regione. Ve l'abbiamo anticipato nei titoli, sempre in tema di acqua stanno arrivando ai cittadini da parte di Girgenti Acque delle bollette che, dati i tempi, sarebbero già in prescrizione. Assolutenti spiega perché non vanno pagate e cosa sta facendo per correre in aiuto di tutti. Parliamo di queste nuove notifiche che stanno arrivando da parte della curatela fallimentare Girgenti Acque. Sì, è la seconda ondata di queste raccomandate per le quali i cittadini non devono avere assolutamente nessuna preoccupazione, perché le raccomandate non contengono un numero di protocollo, non contengono un numero di utenza, non contengono codici fiscali e tra altre cose sono pure illegittime, perché sono periodi già andati in prescrizione. Quindi niente paura, non pagate, venite nel nostro studio, perché comunque la raccomandata va comunque riscontrata necessariamente, perché non si deve necessariamente rispondere, altrimenti loro hanno un titolo esecutivo in mano, e quindi basta rispondere con le dovute maniere e sicuramente loro non risponderanno più e non perseguiteranno più.
L'anno scorso ne abbiamo già fatto un 150 di queste risposte e non abbiamo avuto alcun decreto ingiuntivo da parte di nessuno, perché è tutto illegittimo. Quindi venite tranquillamente da noi che vi assistiamo anche gratuitamente. Ecco, dove avete la sede voi? Noi abbiamo la sede in via Gioia al numero 93. Ma perché vengono mandate allora queste raccomandate se, diciamo... Perché ci provano a prendere soldi dagli stupidi che poi eventualmente pagheranno, chiaramente. Perché tra altre cose non sono bollette relative agli agenti acque, ma sono bollette relative a gestione commissariale, di cui loro non hanno alcun diritto di chiedere soldi. E questi soldi a chi vanno? Vanno alla curatela fallimentare, vanno a loro, non si sa bene a chi, è tutto a scoprire. L'anno scorso io ho scritto sia alla Guardia di Finanza sia alla Procura della Repubblica per indagare su questo fenomeno che chiaramente non è assolutamente illegittimo. Però non ha avuto nessuna risposta, però ugualmente i cittadini si possono proteggere semplicemente rispondendo alla raccomandata. Vengono da noi, li assistiamo tranquillamente e non ci sono problemi. Cambiamo argomento adesso parlando di Agrigento, capitale della cultura, attorno alla quale c'è sempre un clima abbastanza incandescente. Oggi sono perplessi i consiglieri comunali di Agrigento, Zicari e Spataro. Apprendiamo dalla stampa, affermano in una nota quali siano i progetti scelti dal sindaco per capitale della cultura, tralasciando il fatto che la stampa lo sappia prima del Consiglio Comunale. Affermano, nonostante le loro interrogazioni, i due pongono una domanda diretta e dicono: in aula il sindaco ha dichiarato in risposta alla nostra interrogazione che 600.000 euro erano destinati a progetti delle associazioni del territorio scelte tramite il bando. Chiedono dunque quando il sindaco pubblicherà questo bando. Chiediamo una data certa, concludono, visti i tempi, o una dichiarazione di rettifica dell'impegno che ha preso con la città. E adesso lavoro, i lavoratori ASU dei beni culturali sono scesi oggi in piazza e protestano perché vogliono la stabilizzazione. Oggi state manifestando, quali sono le ragioni della vostra protesta? L'articolo 10 del governo regionale siciliano aveva approvato una legge a nostro favore per la nostra stabilizzazione, però ad oggi ancora non c'è niente di concreto. Quindi chiediamo a gran voce di essere stabilizzati subito, perché è da aprile che ci prendono comunque in giro. Non ci ricevono, anche al governo regionale non ci hanno ricevuto. È da 27 anni che voi aspettate? Sì, è da 27 anni che aspettiamo, però ora c'è una legge, ci sono i soldi, quindi non capiamo perché non venga applicata. Da chi dipende? Dal governo regionale comunque, ecco, siciliano. Voi questa forma di sciopero oggi la farete solo oggi o anche? No, per 10 giorni, fino al 4 agosto noi saremo qua ogni giorno, perché vogliamo delle risposte concrete. Noi lavoriamo qua, siamo sotto l'amministrazione della Valle dei Templi e prestiamo un servizio oramai da 10 anni in questa amministrazione, ma da 27 anni precari ASU. Adesso abbiamo una legge, quindi gridiamo a gran voce di essere stabilizzati, di avere i diritti che hanno tutti gli altri lavoratori. Ecco, il precario ASU sostanzialmente da un punto di vista contributivo non abbiamo contributi, quindi da 27 anni, che è un nero legalizzato dalla regione, quindi abbiamo comunque dei doveri ma non dei diritti come qualsiasi altro lavoratore. Quindi ecco, con questa protesta quale obiettivo? Chiediamo di essere stabilizzati finalmente, di essere riconosciuti come dei veri e propri lavoratori. Quindi deve essere l'assessorato ai beni culturali? Adesso la regione quindi di conseguenza dare l'autorizzazione ai beni culturali di assumerci come dei veri e propri lavoratori. L'articolo c'è, la legge è stata fatta, chiediamo che Palermo non insabbi ulteriormente una legge che è stata approvata da Roma. Oggi ci ritroviamo qui assieme ai colleghi di Agrigento, dove abbiamo deciso di bloccarci e scioperare per una mancata stabilizzazione, nonostante ci sia una norma a livello regionale che permetterebbe a noi, con l'articolo 10, il comma 2, a poter firmare finalmente un contratto a tempo indeterminato. Non abbiamo avuto risposte da parte
da Schifani e da tutta la giunta regionale. Ci ritroviamo, nonostante tutto, a svolgere la nostra attività ancora come precari. In quale ufficio lei lavora? Presso il Museo regionale interdisciplinare di Caltanissetta. Esattamente mi occupo di bilancio e ragioneria. Da quanti anni lei lavora presso la pubblica amministrazione? Presso il Dipartimento Beni Culturali dal 2014. Erosione costiera al Viale delle Dune. C'è un nuovo allarme di Mare Amico che dice che la pista ciclabile, da poco risistemata, è nuovamente a rischio. Una riflessione sull'erosione costiera di San Leone ci arriva da Mare Amico. Da diversi anni la spiaggia del Viale delle Dune di San Leone è stata progressivamente aggredita dall'erosione costiera. Le cause principali del fenomeno erosivo sono da ricercare nella scelta dissennata negli anni 60 di costruire una strada sulle imponenti dune sabbiose, invece di costruirla a monte, ma anche la realizzazione del lungomare e l'ampliamento del porticciolo turistico che hanno causato la modifica delle correnti e rubato milioni di metri cubi al mare. Gli effetti erosivi nel Viale delle Dune iniziano a manifestarsi già negli anni 70. Negli anni 80 vengono realizzati 10 barriere frangiflutti parallele alla costa. Purtroppo, alla fine di queste barriere è stato costruito un pennello perpendicolare alla costa, che ha accelerato il processo erosivo nelle spiagge verso est, poiché provoca un eccessivo accumulo di sabbia e impedisce la libera circolazione delle acque. Negli ultimi anni, invece di studiare il fenomeno e le correnti, hanno provato a inseguire l'erosione, scaricando tardivamente e inutilmente tonnellate di pietre a riva per difendere la cosiddetta pista ciclabile e la strada. Se non si affronta in modo razionale, afferma Mare Amico, la situazione presto sparirà, tutta la spiaggia delle dune e il boschetto, e alla fine verrà aggredita pure la strada. Cosa fare? Va gradualmente smontato il pennello perpendicolare alla costa, studiate le correnti e infine vanno montate le barriere soffolte al largo della costa. Un'operazione simile è stata già realizzata a Realmonte di fronte al Madison e al Lido Russello nel 2012 e di fatto salvando queste spiagge. Un'ultima riflessione, conclude Mare Amico, questo genere di lavori non possono essere né progettati né finanziati ad Agrigento. L'amministrazione comunale ha il dovere di chiedere immediati interventi a Palermo e a Roma prima che sia troppo tardi. È il caldo africano che sta investendo l'Italia e la Sicilia fa scattare con circa 10-15 giorni di anticipo una vendemmia che sarà ricordata come la più precoce mai avuta. Il caldo africano che sta investendo l'Italia fa scattare con 10 o anche 15 giorni di anticipo la vendemmia che sarà ricordata per essere la più precoce di sempre. E l'effetto dei cambiamenti climatici in atto che, con le alte temperature e la mancanza di pioggia, hanno accelerato quanto emerge dalle prime stime della Coldiretti, in occasione dell'avvio delle operazioni di raccolta in provincia di Palermo a Contessa Entellina. La vendemmia 2024 è probabilmente quella con le maggiori incognite degli ultimi anni, rileva Coldiretti, e non solo per il forte anticipo dell'avvio che spalmerà le operazioni di raccolta nell'arco di 4 mesi. Caso praticamente unico in Europa. A pesare è soprattutto il meteo che divide l'Italia in due. Nel meridione assediato dalla siccità le viti sembrano aver resistito più delle altre colture, con il caldo che ha bloccato il rischio peronospora, malattia che lo scorso anno ha tagliato 11 milioni di ettolitri in tutta Italia. La qualità delle uve è dunque ottima con un alto livello qualitativo e l'arrivo della pioggia potrebbe assicurare un buon risultato produttivo. Meteo che pesa, rileva la Coldiretti, anche sui costi di produzione, dall'acqua alle strategie di protezione delle uve dagli eventi avversi e dalle malattie, con un aggravio notevole a carico dei produttori. Maturazione delle uve soprattutto al sud.
Qualche notizia di cronaca: in azione i balordi che oramai da settimane provano a spillare soldi agli anziani agrigentini, mettendo in atto il raggiro del finto carabiniere. Una truffa è stata messa a segno, l'altra è stata solamente tentata ma non compiuta. Vittima è una pensionata del quartiere dello Stadio Esseneto. Tutto si è svolto secondo prassi: prima la telefonata che annunciava il coinvolgimento di un parente in un incidente stradale, poi la richiesta di denaro per tirarlo fuori da eventuali guai. È una persona che si è presentata immediatamente dopo sull'uscio di casa della donna che, preoccupata, ha consegnato soldi e gioielli, un bottino che sarebbe ingente, e sotto questo punto di vista c'è un appello da fare alla massima attenzione quando si dovessero ricevere queste telefonate, perché sono truffe. Un cinquantenne agrigentino è stato picchiato selvaggiamente davanti a un supermercato lungo il viale Cannatello. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito con calci e pugni e poi addirittura preso a morsi. Ad agire sarebbero state più persone, ma non è ancora chiaro il motivo del pestaggio. E a Realmonte è stato presentato il cartellone degli eventi estivi Costa Bianca 2024, che non sarà solo Teatro Costa Bianca, ma anche la piazza della città. Presentato nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Sabrina Lattuca, il programma appuntamenti ed eventi culturali, musicali, di teatro, tradizioni popolari, concerti e spettacoli che si svolgeranno al Teatro Costa Bianca e Piazza Umberto I e coinvolgeranno residenti, turisti ed un vasto pubblico dei comuni limitrofi. Il programma è stato illustrato alla presenza della giunta comunale e dei responsabili aree tematiche nominati dallo stesso primo cittadino, Luciano Carrubba, Cultura, Marco Gallo, direttore Teatro Costa Bianca, Saldi Betta, Moda e Promozione Territorio, e Pietro Caruana, imprenditore e coordinatore eventi in collaborazione con il Comune di Realmonte, e dichiara il sindaco Sabrina Lattuca, e sta continuando a promuovere il territorio, mediante una visione di futuro che passa attraverso la naturale vocazione turistica del territorio e la bellezza. Anche quest'anno presentiamo un cartellone ricco, composito, con tante attività diverse. Quest'anno, in virtù del regolamento del Teatro Costa Bianca, abbiamo nominato responsabili d'area, alcuni sono in continuità, come per esempio il professore Carrubba, che porta avanti per il Comune la rassegna Memoria e Patrimonio, altri come Pietro Caruana, che già l'anno scorso ha effettuato delle attività per il Comune di Realmonte, altri sono new entry e sono Saldi Betta e Marco Gallo. Anche per quest'ultimo in verità aveva già realizzato un video, il primo che ho commissionato come assessore, per la promozione del territorio. Che dire, ho chiesto a questi tecnici esperti con grande professionalità di accompagnare l'amministrazione in un percorso nella via della bellezza, lo diciamo sempre, per la crescita e la promozione territoriale, in vista anche di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Quest'anno abbiamo raggiunto tantissimi obiettivi, lo diciamo sempre. Abbiamo acquisito dopo 10 anni la Scala dei Turchi, dopo soli 3 mesi abbiamo ottenuto una legge regionale per l'istituzione della Fondazione Scala dei Turchi, e a 5 mesi dall'acquisizione abbiamo riaperto, seppur in modo contingentato, l'area fruibile della Scala dei Turchi, ma che consente attraverso il camminamento un accesso sulla Marna. Che dire, io sono sempre più soddisfatta perché ho deciso di non dare delega al turismo, anche per consentire un grande lavoro di squadra, e quindi tutti gli assessori, il presidente, il vicepresidente, che ringrazio, Pasquale Valenti, che si è adoperato moltissimo per la buona riuscita di questa stagione,
e tutti gli assessori e consiglieri, a tutti ho chiesto una collaborazione, un grande lavoro di squadra, tutti insieme per crescere in un territorio meraviglioso che ha una grande responsabilità, perché è appunto la città della Scala dei Turchi, un emblema della Sicilia bella, pulita, fiera, onesta, che ha 5.600.000 anni, candidata a diventare bene UNESCO, e dall'altra parte è riconosciuta come geosito recentemente. Se pensate che i geositi sono solo 2 in Italia e solo 100 in tutto il mondo, ecco, diciamo, capirete l'importanza, ecco, di questo riconoscimento. Recentemente abbiamo ottenuto anche il premio Buttitta per il testo di Tamburello sull'Aia, che ancora una volta, diciamo, racconta della nostra identità. Che dire, anche Saldibetta si occuperà di tutta la parte multimediale e la parte turistica, fashion, moda e quant'altro, che è di tutta l'area della Scala dei Turchi e della Costa Bianca, insieme appunto a Marco Gallo, che ne è il direttore artistico del teatro, insieme ai 2 pilastri ancora, che sono appunto Carruba e Pietro Caruana, che diciamo chiudono il cerchio e hanno portato e partorito questo meraviglioso calendario. Parte il 19 luglio e finisce il 15 di settembre. In realtà noi come comune non siamo partiti adesso, perché abbiamo già fatto Euterpe attraverso un protocollo d'intesa, la città della musica con la Proloco e tante altre manifestazioni, quindi noi già facciamo estate da aprile-maggio, ma continueremo con un cartellone appunto composito fino a settembre. L'obiettivo è la stagionalizzazione e portare sempre più gente al teatro a Realmonte, in piazza. Ci tengo a precisare che quest'anno tutte le attività sono finanziate con finanziamenti esterni, non abbiamo attinto risorse dal bilancio comunale per quanto riguarda le attività artistiche, sportive, teatrali e quant'altro. In crescita turismo e servizi in Sicilia è quanto emerge da una indagine condotta da Unioncamere. Crescono turismo e servizi, costruzioni, agricoltura e commercio in Sicilia, il leggerissimo calo però l'industria. La ripresa economica nell'isola è testimoniata dall'aumento di imprese e occupati nel secondo trimestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2023, così come rilevato dall'Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia, la cui analisi mette in evidenza settori a maggiore sviluppo. Fra aprile e giugno 2024 risultano attive negli albi camerali 383.285 realtà economiche con un saldo attivo di 1.759 imprese, frutto di 5.849 nuove iscrizioni, a fronte di 4.090 cessazioni. Il dato pone così l'isola al 7° posto nella classifica nazionale per maggiore incremento, con un tasso di crescita dello 0,37%. Per saldo attivo fra iscrizioni e cancellazioni, la provincia più dinamica è Catania, seguita poi da Palermo, Siracusa, Trapani. I settori con la maggiore concentrazione di imprese e col più elevato incremento rispetto al primo trimestre 2024 sono turismo e servizi, con 105.578 attività che occupano 403.096 addetti e un tasso di crescita di aziende del più 1,09%, e poi ancora costruzioni, imprese, con uno 0,51%, commercio con 125.446 partite IVA e 324.839 unità di personale, agricoltura con 75.956 aziende e 126.705 addetti. L'industria cala di pochissimo, dello 0,03%, ma resta comunque un settore assai significativo nel sistema produttivo regionale, con 29.121 aziende e 137.769 lavoratori. Gli occupati nel complesso dei settori siciliani sono saliti a 1.170.000.
Quello del turismo e servizi, osserva Pino Pace, presidente di Unioncamere Sicilia, continua a confermarsi come il settore candidato a diventare il principale traino dell'economia regionale. I dati mostrano una forte capacità degli imprenditori di rispondere ad una domanda in costante crescita sia in termini di ricettività e ristorazione, sia in relazione alle esigenze del welfare, del sociale, degli investimenti in istruzione e formazione e in ricerca e innovazione, così come rispetto al crescente fabbisogno di sanità e cura e assistenza alle persone. Tutto ciò, analizza Pace, potrebbe comportare un progressivo orientamento degli investimenti pubblici e privati verso questo settore con l'obiettivo di conferire maggiore stabilità e sostenibilità nel tempo a questo trend di sviluppo. Lo stop al super bonus, analizza invece Santa Vaccaro, segretaria generale di Unioncamere Sicilia, non sembra aver frenato la crescita del comparto delle costruzioni, questo probabilmente dovuto agli investimenti finanziati dal PNRR che cominciano a dispiegare in maniera più evidente i loro effetti positivi sul territorio, ma anche agli sforzi che la nostra isola sta compiendo sul fronte della transizione energetica, della rigenerazione urbana e della tutela ambientale. Sono infine incoraggianti le dinamiche di crescita dell'agricoltura nonostante la grave siccità e del commercio, conclude Vaccaro, che sembra resistere alla crisi che colpisce soprattutto i piccoli esercizi e la tenuta dell'industria in un momento in cui a livello nazionale si assiste ad una perdurante contrazione della produzione. Spazio alla pubblicità, torniamo tra pochissimo. Si potenzia lo screening del tumore al seno in provincia. Lunedì prossimo l'inaugurazione del nuovo mammografo all'ospedale di Licata, organizzato per l'occasione un Open Day per eseguire le mammografie senza prenotazione. Un nuovo mammografo digitale di ultima generazione sarà in grado dunque di garantire esami diagnostici di alta qualità e definizione e sarà inaugurato proprio lunedì prossimo alle 10:30 presso il reparto di radiologia del presidio ospedaliero San Giacomo d'Alto Passo di Licata. Raid vandalico ad una scuola dello Zen. I particolari. Raid nella scuola intitolata Giovanni Falcone. I vandali sono entrati nei locali dell'Istituto Comprensivo di via Niccolò Pensabene, nel quartiere Zen di Palermo, lasciandosi dietro una lunga scia di danni e arrivando a rubare un po' di tutto, oppure un alberello di limoni che era stato piantato nel giardino. Sull'episodio attualmente indagano i carabinieri che hanno raccolto la denuncia del dirigente scolastico Massimo Valentino e acquisito anche le immagini della videosorveglianza che potrebbero aver ripreso qualche dettaglio in più ed utile per l'attività investigativa. I vandali, secondo quanto ricostruito, sarebbero entrati dopo aver divelto una recinzione, come spiegato dal preside. Gli autori dell'incursione, avvenuta probabilmente nella notte tra il 24 e il 25 luglio scorsi, non avrebbero fatto in tempo ad accedere nel plesso e dunque si sarebbero dedicati all'area esterna, tagliando alcuni cavi telefonici, danneggiando una tettoia, portando via l'alberello di limoni. In uno dei precedenti episodi, vandali ladri avevano portato via i climatizzatori e rotto porte, finestre, arredi. Non è l'ultimo colpo infatti subito dall'istituto di via Niccolò Pensabene, denunciato dal dirigente scolastico che è arrivato allo Zen dopo la reggenza di Domenico Di Fatta, ma soprattutto dopo l'arresto per corruzione e peculato dell'ex preside Daniela Loverde, che a febbraio scorso aveva chiesto di patteggiare una pena a 1 anno e 10 mesi. Il GUP però aveva ritenuto troppo bassa la condanna e dunque aveva rigettato l'istanza, rimandando gli atti alla Procura europea. Secondo la Procura, infatti, Loverde si sarebbe appropriata, lo ricordiamo per dovere di cronaca, non solo delle scorte alimentari, anche alla vigilia del festino in vista di una vacanza a San Vito Lo Capo destinate alla mensa degli alunni,
ma pure di strumenti tecnologici. Mi porto tutto a casa, diceva nelle intercettazioni. L'indagine aveva svelato un modus operandi all'interno della scuola presidio non solo simbolico di illegalità in uno dei quartieri più difficili della città, ma a dir poco scandaloso. I corsi finanziati con fondi dell'Unione Europea infatti sarebbero stati realizzati soltanto su carta. Gli alunni per l'accusa non avrebbero partecipato alle lezioni, ma quando l'ex preside aveva appreso di essere sotto inchiesta, con un avviso di proroga delle indagini, avrebbe cercato di rimediare al pasticcio recuperando le firme degli assenti, che sarebbero state falsificate da altri docenti, offrendo così loro pasta al forno e rosticceria pur di farli venire a scuola. Ma al centro delle indagini c'è anche l'affidamento di un progetto da oltre 10.000 euro per la fornitura della mensa. Lo Verde, secondo il PM, avrebbe deciso di cambiare la determina con cui il servizio era stato affidato ad una nota pasticceria della città, quando i titolari si sarebbero rifiutati di modificare una fattura. Lo Verde si sarebbe così rivolta ad un altro locale. Oltre al cibo per la mensa, la Lo Verde e il suo vice avrebbero messo le mani anche su almeno 3 iPhone che i due avrebbero ricevuto dalla Conigliaro, una tangente, secondo gli inquirenti, che quest'ultima indagata avrebbe consegnato ai due per assicurarsi proprio la fornitura di dispositivi tecnologici all'interno della scuola. Ponte sullo Stretto è una storia infinita, oggi si parla ancora della sua sicurezza e dei dubbi sulla sua stabilità. La Camera si appresta a votare la conversione del decreto legge che prevede l'approvazione e la possibilità di cantierizzazione per fasi costruttive separate del ponte sullo Stretto di Messina. Il WWF Italia sottolinea in una nuova nota inviata a tutti i deputati come, per stessa ammissione dei progettisti, mancano una serie di test fondamentali per il progetto esecutivo, in assenza dei quali non si può avere certezza sulla completa realizzabilità dell'opera. Il WWF ha segnalato come la Commissione nazionale sulla valutazione di impatto ambientale abbia evidenziato la mancanza di approfondimenti essenziali relativamente al rischio sismico e a quello idrogeologico. Nella nota inviata a tutti i deputati, il WWF Italia rimarca la questione sismica, dimostrando come sia proprio la Commissione VIA ad affermare che ad oggi non sono stati presentati ufficialmente documenti per poterla correttamente valutare. L'insufficienza della documentazione sul tema è clamorosamente evidente, affermano, e con ciò il WWF Italia chiede di non assecondare la richiesta del governo sulla cantierizzazione del ponte sullo Stretto, in assenza di un progetto esecutivo certo, in ogni suo aspetto, costi e tempi compresi. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, replica alla nota del WWF. Il ponte è realizzabile da oltre 20 anni, la fattibilità tecnica del progetto non è mai stata messa in discussione ed è comprovata da anni di ricerche e prove con il coinvolgimento di primari istituti scientifici e dei massimi esperti. Le risposte alle osservazioni del MASE, che non comportano modifiche al progetto e non riguardano la fattibilità tecnica, sono in corso di predisposizione e saranno trasmesse entro la scadenza del 12 settembre. Poi continua. Il progetto definitivo aggiornato dovrà essere approvato per legge dal CIPES e quindi soltanto successivamente prenderà avvio la progettazione esecutiva, che sarà sviluppata per fasi costruttive e, al contrario dei timori espressi, ha l'obiettivo di ottimizzare la costruzione dell'opera contenendo tempi e costi. Per gli aspetti geologici e sismici, invece, il progetto definitivo è corredato da oltre 300 elaborati geologici, realizzati con l'ausilio di circa 400 indagini. Tutte le faglie presenti nell'area dello Stretto di Messina sono note, censite e monitorate, comprese quelle del versante calabrese. I punti di contatto dell'opera con il terreno sono stati individuati evitando il posizionamento su faglie attive. Le strutture vitali del ponte non sono esposte ad alcun rischio. Fino a qualche anno fa si lasciava la Sicilia e si lasciava Palermo già dal momento dell'università. Adesso ci sono delle ragioni perché questo non avvenga più. Sono d'accordo, è una realtà che per fortuna si sta realizzando e che è legata a una progressiva trasformazione, diciamo, del tessuto sociale siciliano in generale, ma in modo particolare anche del mondo universitario. Palermo ha lavorato fortemente in questi 2 anni per dare ai nostri ragazzi, un'offerta formativa cambiata,
moderna, più attrattiva, più legata in qualche modo al cambiamento dei tempi, e soprattutto ha dato un'impostazione molto chiara che per noi non è soltanto importante quello che avviene nel mondo universitario, ma per noi è fondamentale creare i presupposti, gli agganci tra il mondo universitario e il mondo del lavoro. Questo avviene attraverso quello che noi chiamiamo il tirocinio curriculare, quindi siamo riusciti a convincere i nostri ragazzi che i tirocini che sono pagati da noi nella fase pre-laurea possono poi diventare uno strumento estremamente utile di conoscenza del mondo del lavoro e di conoscenza degli imprenditori nei confronti dei nostri ragazzi, per cui questo contatto avviene già durante il mondo universitario e poi si concretizza in una richiesta di occupabilità. Questa occupabilità è aumentata ed è stata uno dei parametri che ha permesso a Palermo di raggiungere la importantissima posizione, la quarta posizione a livello nazionale fra i mega atenei, dietro blasonatissime università storiche come Padova, che per la prima volta scalza Bologna dal suo ruolo di prima della classe da più di 15 anni, Bologna al secondo posto e terza posizione Roma La Sapienza. Avere Palermo mega ateneo del sud, a questo punto unico mega ateneo in posizione del centro-sud, superando anche qui università come Napoli, Bari, Pisa, Firenze, Torino, Milano, ci dà una responsabilità ancora maggiore, ci dice che siamo sulla strada giusta e tutto questo insieme a una politica che sta cambiando e che vede nel South Working una possibilità, potrebbe rappresentare davvero per la Sicilia una riserva incredibile di professionisti che a questo punto possono cominciare a cambiare la classe dirigente siciliana e a innescare quei principi di lavoro che dovrebbero contrastare la fuga dei cervelli verso il nord. Quali saranno gli obiettivi, i propositi per il futuro anno accademico? Gli obiettivi sono potenziare ancora l'offerta formativa, stiamo lavorando per veterinaria, stiamo lavorando per il potenziamento dei poli periferici di Caltanissetta, Trapani e Agrigento, quindi stiamo cominciando a realizzare quel concetto di università diffusa che in relazione alle caratteristiche orogeografiche della nostra terra possono diventare una reale occasione di università sotto casa. E termina qui il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per averci fin qui seguito, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni ricordandovi che il nostro TG potete vederlo sul 93 alle ore 15, alle ore 20 e alle 9 del mattino. Poi in tutta Italia siamo visibili sul 268 delle Smart TV e ancora sul sito www.televideoagrigento.tv ovunque voi siate. A tutti un grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.